Torricelli ho avuto il piacere di conoscere adesso perché prima non rilasciava dichiarazioni. Silenzio stampa. Silenzio stampa da 30-40 anni. Siamo stati al Lingotto. Questo è il mio... a Torino. A Torino, sì. Qua mi hanno appena svegliato. Come adesso? Siamo venuti Mi hanno appena svegliato. Sì. Quello ok, vabbè. No, qua solo. Allora, abbiamo toccato le corde di noi juventini. Nella nostra semplicità come la vostra, noi ci tenevamo, è un pensiero, per mettere tutti i sogni juventini dentro. Tutti gli scudetti? Perché non basta per gli scudetti. No, i sogni. Dobbiamo avere un I sogno. sogni. I sogni. E quindi Ma che molto questo belle sono, ragazzi. sono piccoli pensieri perché prima di partire abbiamo pensato a voi. E quindi Radio Bianconero è contenta che abbiate accettato l'idea, c'è il posto direttivo, eccetera. Chiaramente per firmare i nuovi contratti ci vuole la Onestamente, sì. a Biro. quasi quasi è meglio avere l'egro Non facciamo no. perché io ricordo Moreno di Livio sulle fascione. Ma voglio chiedere se poi ha preso una cassa di Red Bull perché tu di Livio così non è nella mia mente ancora Fame, voglia di arrivare, impegno. Quindi Oggi pensavo al dottor Agricola, i sogni. Che Red Bull. allora per i due campioni dobbiamo firmare un accordo per venire un'altra volta per 2 o 3 giorni. Va bene. Ho una promessa. Vi facciamo firmare in diretta dopo. E poi un piccolo pensiero, chi ci ha portati fin qua, una La piccola nave, nave. questa là, Perfetto. la nave. E questo per i nuovi progetti che abbiamo insieme, visto che ci hanno dato una mano. Dobbiamo cominciare i progetti. Noi non vogliamo più lavorare. No, devi lavorare. Non lavorare. Così. Vabbè. Come Stringiamo il patto come Grazie. un piccolo pensiero nostro. Perché loro giocavano vero per la maglia. E l'album del club. La maglia, Da questa quanti maglia- anni? Quanti anni? Il nostro club è 47 anni. Quindi fra un po' le candeline. 50. Facciamo un anniversario adesso. Facciamo un anniversario. Non voglio sapere cosa state preparando, voglio vedere quelle che sono le premesse. Stiamo lavorando. Stiamo lavorando. Qualcosa piccolo. Perché tu non ci vuoi far riposare neanche oggi. No, Grazie. vai. Nicola. Fantastico, grande accoglienza, super organizzazione, siamo molto onorati e privilegiati di essere qua. Ieri sera mentre ci divertivamo dovevamo fare questo video. Eravamo confusi tra primo e vero, però ci stanno insieme. Primo vero amore. Potevano, ecco, benissimo, potrebbero fare una succursale, un altro mini club con il primo amore. È un'idea. Un'idea. È vero che tu facevi il falegname? Sì, è vero. Come Tutti i falegnami. Tra poco su Radio Bianconera in diretta. E là c'è anche una sala con il maxi schermo per vedere le partite.
Siamo in un posto meraviglioso, sia dal punto di vista turistico, perché siamo a Malta, ma qui c'è il cuore pulsante dei tifosi bianconeri, un club che è arrivato ad avere oltre 1000 iscritti prima del Covid, che adesso è comunque sempre intorno ai 1000 iscritti. Siamo praticamente pensati all'interno di un palazzo che si chiama Palazzo Juventus, dove c'è questo club che è il club, l'official club Vero Amore di Malta, che più che un club sembra veramente una location, anzi è una location incredibile. Come potete vedere, qui siamo praticamente nel piano intermedio dove tutti i tifosi della Juve, quasi tutti, perché a Malta ci hanno detto ce ne sono tantissimi, vengono a vedere le partite nei loro maxi schermi, ma qua c'è una collezione incredibile di maglie, tutte le maglie che abbiamo indossato, da quelle più vecchie alle quali siamo comunque tutti legati, come la maglia blu con quel bellissimo scudetto sul petto e la stella, ma vediamo Tacchinardi, Inzaghi, Brighi, soltanto per citarne alcune. Dite è finito qua? No, assolutamente. Intanto è bella questa fotografia nel ricordo del nostro Andrea Fortunato, che qua campeggia a guardare tutti gli altri. Anche la scelta di metterlo qua in questa parete che domina la vista di tutto è veramente, credo, non casuale. Poi abbiamo Dino Zoff, abbiamo il maestro Pirlo, la linguaccia di Del Piero, un altro grande che ci guarda dal cielo, il nostro Gaetano. Insomma, siamo veramente in un posto incredibile. Voi pensate è finita qua? No, non è finita qua, perché girandoci c'è un'altra parete di cimeli, di trofei da Giorgio, da Andrea, da Bonucci, e anche qua non si lascia niente al caso, perché la BBC è stata messa qua. Barzagli, Bonucci, Chiellini, a guardia di questo momento, di questa parete. C'è poi ovviamente uno dei più grandi attaccanti che abbiamo avuto, cioè David Trezeguet, per poi passare ancora su un'altra parete. Avete capito, immagino, quanto è grande questo club, e siamo soltanto al piano intermedio per passare ad altri nostre leggende, da Schillaci, Ferrara, Davids, il mio quasi concittadino, anche se lui è di Pisa, Birindelli, Massimo Bonini, Beniamino Vignola, Gigi Buffon, Michelangelo Rampulla. Come non parlare anche del nostro Stefano, che adesso sta combattendo una battaglia molto importante, ma lui siamo sicuri che la vincerà. Poi c'è Roberto Bette, che insomma siamo veramente, lo potremmo definire in un santuario bianconero che ci fa battere il cuore, dobbiamo dire la verità, perché vedere questa passione, questa voglia, e soprattutto immaginate, ne parleremo tra poco con alcuni dei soci che sono qua, tra l'altro sta per iniziare anche una sorta di conferenza stampa con Moreno e con Nicola. Dicevo, non finisce qua, perché poi c'è, come vedete, questa sala B, diciamo, dedicato al ristoro anche per tutti i soci. Veramente un posto incredibile, e facciamo vedere insomma che ci sono anche gli sponsor, perché quelli non debbano mancare, che aiutano il sostentamento di questo club. Ci tenevamo a farvelo vedere, poi adesso andiamo ovviamente con tutte le interviste, anche perché, e questo è un aspetto da non dover mai dimenticare, qua ogni volta che ci si muove per arrivare a Torino è un sacrificio enorme, come raccontavamo ieri per gli amici di Messina, come abbiamo raccontato per gli amici di Napoli. Qui probabilmente è ancora più difficile, perché siamo in un'isola in mezzo al Mediterraneo, e quindi o ti muovi con l'aereo o a Torino non arrivi mai. Dunque questi amici, fratelli, dobbiamo apprezzarli ancora di più per lo straordinario lavoro e impegno che ci mettono il cuore, quello che qualche volta è mancato alla nostra squadra. Ma adesso, ripeto, stiamo facendo una sorta di live, ci spostiamo da quest'altra parte e vi raccontiamo, vi testimoniamo le parole di Nicola Le Grottaglie e Mona Torricelli, che sono stati ovviamente acclamati e accolti con un calore immenso. Allora, cari signori Moreno, Torricelli e Nicola Le Grottaglie, Radio Bianconera, tutti benvenuti al Palazzo Juventino numero 1 nel mondo. Distinti ospiti, vero? Distinti ospiti e soci del club. A nome del Consiglio Direttivo del Juventus Club Vero Amore Malta, e a nome mio personale, vi do il benvenuto nella sede del club
per il presente evento speciale in cui i tifosi maltesi della Juventus hanno l'opportunità